L'idea dell'obbligatorietà della vaccinazione della legge è qualcosa che mi piacerebbe che non fosse necessario, però questa legge c'è e la dobbiamo applicare. Ho dato mandato all'assessore Cabino di studiare con l'avvocatura tutte le implicazioni della circolare, ma rimaniamo dell'idea che sia per poter frequentare, visto il principio di legalità e la legge statale, sia necessario aver vaccinato i propri figli. A Treviso, dove il comune aveva deciso di applicare l'obbligatorietà delle vaccinazioni per la frequenza scolastica prima ancora dell'adozione della legge Lorenzin, giunta determinata a non cambiare orientamento malgrado la moratoria disposta dalla Regione Veneto. Non è cambiato nulla. I termini restano quelli e per consentire alle famiglie con tutta calma di avere la documentazione laddove presentino soltanto l'autocertificazione. Così oggi l'assessore di reparto Anna Caterina Cabino, che nei giorni scorsi, anche alla luce delle linee guida arrivate proprio dalla Regione e dall'ULSS, aveva incontrato i dirigenti dei circoli scolastici per fare chiarezza e adottare una comune linea comunicativa con i genitori degli alunni. Nel momento in cui le linee guida della Regione Veneto indicano un percorso da seguire a un giorno dall'inizio delle scuole, questi rinvii preannunciati, ma poi di fatto sarà sempre la legge che ci dirà quello che dobbiamo fare, fanno più male che bene.